Allora, voglio buongiorno, quasi si fa dire, ma che sono buongiorno. Allora, ecco qui, non vi abbandono manco uno di quell'anno, faccio la sbarbata di fine d'anno, lo sbarbatore napoletano è ancora qui. Oggi cosa che ingredienti usiamo? Veramente sono un po' indeciso questa giornata. Una cosa certa che c'è una piccola cosetta nuova che sono riuscito a rimediare, visto che le altre volte parlavo sempre di questa difficoltà di... Allora ho preso per il dopo una birra di allume di potassio, che sarebbe poi l'allume di rocca, e sono riuscito a rimediare, magari la bustrupana, sono riuscito a rimediare, ecco qua, dal mio spazio di fiducia, il pre-barba della cella. Ancora lo devo aprire, quindi lo aprirò qui in questo momento davanti a voi, non l'ho ancora provato, non so di cosa si tratti, dato che vi avevo detto le volte scorse che con il pre-barba della Proraso, tra l'altro ho preso anche il rosso, con il pre-barba della Proraso diciamo, il bianco mi portava un po' questa cosa, non so se magari sbaglio io ad applicarlo, però mi portava un po' questa cosa, un attimo solo, voglio farmi un po' più su e voglio cercare di inquadrarmi un attimino meglio, ecco qui, era media prima, ecco qui, scendo di nuovo giù, cerco di non mettere le mani davanti alla camera, così magari è meglio. Ecco qui, un po' più di distanza, un po' come in una conferenza, un gioco facile, così, ecco qui, ora sto bene, perfetto, tutto in diretta, non è in diretta perché purtroppo non mi dà ancora YouTube, non mi dà ancora la possibilità, e se mi aiutate voi, magari mandandomi qualche iscritto o qualcosa, riuscirò anche a fare video in diretta, perché se non raggiungo un certo numero di persone non posso fare video in diretta, quindi ecco perché questi video sono sempre registrati e portati su. Però montaggi non ne faccio, quindi quello che vedete, se mi graffio, se mi taglio, se mi salta il punto, non faccio montaggi, non faccio la perfezione per come mi conviene assolutamente. E sarà così anche quando farò le dirette, ovviamente, quindi le dirette maggiormente, perché con la diretta non puoi sbalzare. Allora, i prodotti del giorno quali saranno? Quali saranno i prodotti del giorno? Allora, oggi mi voglio coccolare, quindi io uso il per Barbara, quello, il, il pennellone l'abbiamo già abbondantemente usato, quindi voglio tornare un po' al mio tasso, tasso puro, Silver Tip, il mio Bravo Mondial che li fermo da tempo, eccolo qui. Come rasoio userò oggi la barba è un po' più, certo, non sarebbe nemmeno il caso di usare la piastra, però mi coccolo con la piastra, col rasoio, questo qui, l'ultimo che ho acquistato. La prossima volta farò un confronto, ora uso il pettine aperto di questo rasoio qui, per fare poi il confronto la prossima volta usando il pettine aperto sull'altro Timor che ho, quello grigio, canna di fucile. Allora cerco di smontare tutto senza far cadere nulla. La metta Timor, ovviamente userò una lama della Timor ancora, e non vi nascondo e non vi nego che è la stessa lama, quindi questa è la terza barba che andrò a fare con questa lama. Può darsi pure che durante il corso, se vedo che la lama ha difficoltà, perché ovviamente è la terza barba, se vedo che ha difficoltà nel tagliare o mi porta problemi, perché essendo la terza barba può capitare. Dato che le Timor le ordinate non mi sono ancora arrivate, per me è una lama nuova, quindi non ho alcun tipo di esperienza su questo tipo di lama. Nel frattempo cosa vado a fare? Dato che devo usare il mio bravo tasso, metto a bagno con un po' d'acqua calda. Aspettate che arriva l'acqua. Allora, mi sciacquo il viso nel frattempo. Ecco qui. Almeno una cosa già è fatta. Mi sciacquo il viso, metto un po' d'acqua, metto un po' d'acqua calda, tiepida, per il pennello, altrimenti lo scollo. Ecco qui il pennello un attimino a bagno. Ora metto anche un po' d'acqua nel sapone
I video miei perché sono lunghi? Sono lunghi per questo motivo, perché io faccio tutto sul momento, non vado a tagliare, faccio tutto sul momento. Quindi facendo tutto sul momento i miei video diventano lunghi. Quindi sì, a volte magari anche scocciante, perché magari meglio a volte forse mettersi lì già pronto, insaponato e tutto, però anche l'insaponata nella maniera classica, anche quella è bella, fa parte del processo della rasatura, quindi perché non farla? Sono del parere che... Allora, nel frattempo, mentre chiacchiera tutto, vado ad aprire il Bravo Cella che ho preso, come già vi ho detto, dove vado io di solito a prendere le cose. Eccolo qui, testimonianza che ancora lo devo aprire. Non so nemmeno... non so, ha una bella profumazione, ma è la prima volta che lo uso. È un gel praticamente trasparente, non so nemmeno quanto se ne debba usare, è la prima volta in assoluto che uso questo pre-barba. Ecco qui la barba c'è, ecco qui, di qua si vede meglio, qua è più battuta la luce, ecco, cerco di fare un attimino, ecco qui. Ha una bella profumazione, devo dire. Non è la profumazione mandorlata, magari uno si aspetta, essendo il cella rossa, essendo la linea rossa, magari uno si aspetta quella profumazione mandorlata. No, non c'è la profumazione mandorlata. Ecco qui. Come tra l'altro me la sarei aspettata anche io, voglio dire, anche io mi sarei aspettato la classica profumazione mandorlata. Ma non è così. Non è che mi dispiaccia, questa profumazione, anzi, piacevole. Beh, nel frattempo il pennello si è fatto quel minutino, forse non basterebbe nemmeno perché, come già vi ho sempre detto, le fibre naturali mangiano. Però non stiamo lì a ripetere all'infinito sempre le stesse cose, però magari c'è chi entra adesso, chi magari... Ecco qui. Parto con il prelievo del bravo sapone del mio bello, il mio bel tabacco verde. È parecchio tempo che non lo uso, sono parecchi video che non lo uso, è parecchio tempo pure perché tra l'altro non sempre mi butto a fare video ogni barba perché non sempre ho tempo, quindi però questi ultimi giorni ne sto facendo qualcuno in più perché appunto sono in ferie, quindi approfitto anche per mostrarvi cose nuove. Tra l'altro sapete, lo ripeto sempre, non vendo nulla, non sponsorizzo nessun negozio, nessuno mi sostiene, non ho interesse nel dire questo è buono, questo non è buono, ve lo dico tranquillamente senza alcun problema perché così deve essere, non sono legato a niente e poi sinceramente pure che fossi legato a qualcosa, voglio dire, è sempre buono dire la verità, essere sinceri sulle cose. Ecco qui parto con... Mamma mia, quanto tempo che non usavo questo sapone e questo pennello. Il pennellone comunque è divertente, Si tenga a precisare che il pennellone è divertente già nel vederlo che fa molta simpatia. Ovviamente non massaggia come il tasso perché parliamo di cetola, ma se uno lo fa ammorbidire ben bene e lo prepara prima di farsi la barba, vi posso garantire che anche quello man mano col tempo diventa morbido. Già ora un paio di volte che l'ho messo a bagno, già è cambiato, diciamo, ha cambiato aspetto. Vado ad aggiungere un po' d'acqua.
così cominciamo l'anno, capito? Andiamo stasera a casa di mia suocera, cose. Purtroppo quest'anno non sono riuscito ad andare giù a Napoli perché per motivi di gestione di cose e via dicendo, vabbè, comunque i miei genitori sono in compagnia, quindi questa è la cosa necessaria. Non lasciate i vostri genitori soli, fategli sempre compagnia, ricordatevi che oggi ci sono, domani no. Ma siamo anche noi genitori, quindi ci farebbe piacere in questi giorni tenere i nostri figli, non è sempre possibile, purtroppo, perché certe volte, certe cose. E va bene ragazzi, l'imbiancata è fatta, passo con la rasatura. Oggi devo dire, guarda qua, guarda quanto bello questo sapone, mi piace, a me piace. Non lo so, o ci sono legato per i profumi perché quando l'ho comprato l'anno scorso stavo giù, perché è già un anno che c'ho, no, forse 8 mesi, no, sì, più o meno all'incirca, comunque è un po' di tempo che ce l'ho, però l'ho comprato giù, ho fatto le barbe giù con questo sapone i giorni che sono stato giù, quindi forse, boh, sarà un fatto di affezione. Parto con il rasoio, diamogli una riscaldatina pure a lui. Ecco qui, parto con il rasoio, alla carica. Nel frattempo non so se si è sentito il sottofondo di mia moglie che implora Alexa di staccare il timer, che sta cucinando. Eh sì, queste giornate qua sono giornate che uno se la prende senza fretta, con comodo. Vabbè che più che mangiare a quest'ora spizzichiamo, poi stasera diciamo ci diamo da fare. La mezzanotte la passerò a casa perché i miei suoceri non tardano, non hanno mai tardato, diciamo, a Capodanno, anche perché mia suocera si alza presto la mattina, va al lavoro e cose varie, quindi con la sua attività, quindi allora, questa prima passata come al solito è andata bella a fondo. Un po' ovviamente col pettine aperto la lama si sente un pochino in più, però nonostante questo vi posso dire che con queste due barbe che ho fatto con questo rasoio non mi sono portato dietro tagli e già questa è una cosa molto importante, perché altre volte ho fatto barbe con altri rasoi dove già sulla prima passata, specie sulla seconda, mi sono portato dietro non tagli, voglio precisare, come vi ho mostrato tante volte nei video, è capitato pure specie con lo sciavetto che mi sono andato a tagliare, ma mi sono asportato molto facilmente dei puntini. Quindi magari uno può dire, ah, ma allora l'altro... No, è la geometria del rasoio che cambia, perché questo è più profondo degli altri, ma a differenza non mi porta
almeno per mo', perché poi non è detto che finisca a barba illeso, Spero di sì, perché è una soddisfazione quando finisco illeso. Illeso poi non è che mi sia fatto chissà quali danni durante le mie barbe, però mi è capitata qualche barba che... Alcune che avevo tutta una serie di puntini sotto pelle che sono venuti tutti via, mi è capitato pure. E magari sanguinavo in maniera copiosa. Era splatter il video praticamente, era un video splatter. Allora, con molta meraviglia, ecco qui, anche la seconda insaponata è andata. Vedo che il tasso questa volta ha mangiato molto meno, quindi quando i pennelli comunque vengono usati man mano, come si sa, diciamo, si assestano, però comunque le fibre naturali mangiano sempre e mangeranno sempre. Quindi non vi aspettate mai come un sintetico che magari mettete il sapone e vi resta lì, perché comunque il rosso sul dito è l'inchiostro, perché come vi ho mostrato qualche volta in altri video, dopo vi lascerò pure gli auguri scritti con la stilografica, uso gli inchiostri, le penne stilografiche e inevitabilmente quando vado a ricaricare mi porto sempre dietro macchie di inchiostro, che alcuni inchiostri vengono via facilmente, altri un po' meno. Ci siamo. Ora non mi resta altro che pulire qualche magico puntino, il traditore, magico puntino, traditore, c'è sempre. Ora non mi resta altro che ripulire e andare a controllare qualche punto magari dove ho bisogno del traverso. Ecco qua. Allora, voglio andare a controllare un poco. Allora, sì, punti che non ho preso, sì, ce ne sono, ne abbiamo. Allora, un po' qui, i punti più carognoni, un po' qua sopra, ecco qui le basette, l'aggiustaggio delle basette, qualcosa qua sotto. Vado a dare una verniciata completa visto che mi ci trovo, ecco qua,
verniciata completa, il sapone c'è e non lo butto. Guardate come tiene bene questo sapone, guardate com'è bello grassoso, guardate. Questa è la differenza tra un sapone economico ed un sapone che costa qualcosina in più come questo. La differenza c'è. E il dopo, quello che avviene dopo della barba, che comunque ti lascia una protezione, ti lascia ecco che. È chiaro che più tempo ci passo sopra con la lametta, più un rasoio profondo come questo tende ad asportare i puntini. Però vi posso garantire che ho la faccia liscia come un bambino. Addirittura qua devo andare di nuovo a pelo per andare ad asportare. Ecco che la barba, la mia brava barba è fatta. Sai cosa voglio fare adesso? Vi faccio, visto che l'ho comprato, vi faccio un bel giro di allume di Rocca. Ce n'è bisogno? Non credo. Lascia sta. Mi vado a fare. Cosa uso oggi? Il buon Floyd? Sì, perché dopo magari metterò. Ecco qui. Chiudo la barba con una bella spruzzatina fresca del Floyd. Ma cioè, le persone che hanno la mia età sicuramente si ricorderanno il profumo fantastico che sentivano quando erano piccoli andavano dal barbiere e sentivano che il barbiere, dopo fatto le barbe, spruzzava questa roba. Mamma mia, che ricordi. Voglio, la barba è fatta, io passo ora a pulire pennello, rasoio e cose varie, la lametta probabilmente devo dire che la lametta terza barba taglia ancora tranquillamente, ha fatto il suo lavoro, sono liscio, bello, tranquillo, quindi la lametta ha continuato a fare il suo lavoro. Tanto forse la userò per una quarta barba. Solitamente io le lamette 1 barra 2 barbe le cambio, le porto via, però questa non mi ha dato problemi, devo dire che non mi ha dato problemi. Le ho chieste, speriamo che me le facciano arrivare. Le ho richieste, mi hanno detto che me le avrebbero fatte arrivare, però ovviamente l'anno nuovo, perché ora sono andato infatti pure ieri a chiedere, però mi ha detto no, guarda, l'anno prossimo, perché ora è chiaro che non ci arriva null'altro, quindi. E va bene, io vi saluto, vi auguro buon anno, trascorrete un felice fine d'anno e un felice inizio. Come vi dico sempre, se volete iscrivervi al canale, a me non può fare altro che piacere, e spero, anzi, magari se conoscete appassionati e cose varie che vogliono iscriversi al canale, a me fa piacere, magari riusciremo a raggiungere il numero per andare in diretta. E se vi è piaciuto il video, se volete, mettete un like. Se non vi è piaciuto, mi dispiace di non saper fare meglio, perché più di questo non so fare. Spero di avervi dato qualche interessante consiglio nelle cose che avete visto, per le quali io mi ci trovo bene. E ci vediamo l'anno prossimo, perché siamo al 31 e ci vediamo l'anno prossimo. Ciao carissimi, ciao, un abbraccio a tutti e buone cose.